Vive in altre 12 persone in tutta Italia, il 27enne di Cartigliano Simone Mazzocchin, morto lo scorso 12 maggio dopo 2 giorni di agonia a seguito di un terribile incidente stradale. Il giovane stava percorrendo l'SP69 in via Montegoggio da Fara Vicentino verso Breganze in sella alla sua moto, quando ha perso il controllo del mezzo in una curva, in un tratto di discesa. Dopo la rovinosa caduta aveva urtato violentemente il guardrail, finendo sbalzato nel campo adiacente. L'allarme lanciato dai suoi amici motociclisti, il volo disperato in eliambulanza al San Bortolo di Vicenza, dove il giovane è spirato 48 ore dopo a causa della gravità delle ferite e dei traumi interni riportati. Ma Simone, seppur nella tragedia, ha saputo parlare il linguaggio della solidarietà, dell'amore e della generosità, dando il consenso ancora in tempi non sospetti alla donazione dei suoi organi. Così nei giorni scorsi, a bordo di un aereo specializzato nei voli sanitari, specialisti giunti da 4 grandi ospedali dei trapianti da Roma, Milano, Pisa e Padova li hanno ritirati, dando la speranza di futuro a 12 vite grazie all'altruismo di questo ragazzo che se n'è andato a soli 27 anni.